Ogni anno in Italia il cicloturismo muove quasi 4 miliardi e 600 mila euro. Nel nord-est la cifra del settore sfiorava nel 2021 1 miliardo e 500 mila euro. Un settore dunque in crescita del 35% che rappresenta così un fattore di grande guadagno per il territorio. Torna per questo a Padova l'esperienza del Veneto Bike Forum, 1 a 2 giorni al Centro Culturale San Gaetano il prossimo 27 marzo per riunire gli operatori del settore che si confronteranno per rendere più attrattivo il nostro territorio. E a fianco di queste eccellenze, per fortuna che abbiamo imprenditoriali, noi dobbiamo avere anche l'eccellenza dell'ecosistema, cioè noi dobbiamo fare in modo che tutti impariamo a collaborare e avere la consapevolezza che quando ci si mette assieme non viene meno la propria identità, anzi viene valorizzata. Ecco, questo è l'auspicio. Bike Forum poi si prefigge anche un obiettivo che è quello di delineare, di dare delle linee direttrici ai tour operator e albergatori per poter essere più attrattivi nei confronti del nuovo cicloturista. Il Veneto è una regione che ha circa 8.000 km di piste ciclabili e Padova è la città in Italia con più ciclabili in rapporto alla superficie. Il settore del cicloturismo gode di ben 600 milioni di euro di fondi del PNRR. L'indotto per ogni chilometro di ciclabile è pari a circa 350 mila euro sul territorio, quindi già questo è un tema per capire la ricaduta. Poi siamo qua in una terra che è la terra dove ci sono i maggiori produttori in questo momento di biciclette, ma anche di accessoristica, di pezzi di ricambio, e anche il mondo della moda strettamente correlato al cicloturismo ha anche realizzato dei veri e propri stabilimenti proprio qui nella nostra terra. Per questo il nostro territorio deve diventare competitivo a partire dagli alberghi e strutture ricettive per intercettare una clientela sempre più vasta. Sono aumentati gli italiani che vanno in bicicletta, a differenza di prima che noi cercavamo di intercettare ciclisti stranieri. Quindi questo è un dato molto interessante e questa 2 giorni serve proprio per fare un confronto tra albergatori, operatori del settore ed esperti.